La deposizione della corona d'alloro in onore ai caduti in servizio, il silenzio, hanno fatto da sfondo alla caserma di Via Muggia a Vicenza ad una cerimonia essenziale in tempo di Covid-19 per ricordare il 206esimo anno di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, occasione per fare comunque un bilancio delle attività svolte dai militari in questi mesi di lockdown. Un periodo significativo che comunque ha avuto una grande risposta in termini di risorse e di impiego del personale sul territorio. Riorganizzato l'orario di apertura al pubblico delle 2 tenenze delle 38 stazioni dislocate in tutta la provincia con un incremento del 15% dei servizi esterni, riuscendo a garantire tra marzo e maggio una media di circa 100-110 pattuglie giornaliere sul territorio, un periodo in cui anche il crimine si è fermato. C'è stata comunque una flessione di reati in genere, sia dei reati predatori ma anche di altre fattispecie. Anche dal punto di vista dei servizi esterni c'è stato un notevole incremento della proiezione esterna. Le pattuglie appiedate nel centro storico, in particolare nel fine settimana, l'impiego della stazione mobile nei giorni di mercato, ad esempio, non solo a Vicenza ma anche nei maggiori centri della provincia, l'impiego nel periodo estivo anche dei carabinieri motociclisti. Si parla di meno 10% dei reati predatori, ma questo non ha fermato l'azione investigativa dei militari. Complessivamente calano reati come furti, rapine ed estorsioni, ma hanno avuto con l'incremento dell'e-commerce un boom le truffe informatiche. È l'anno della soluzione dell'omicidio di Mihaela Stoicescu a Noventa Vicentina e del femminicidio di Montecaldella, ma anche di operazioni che hanno sgominato organizzazioni dedite alla ricettazione e al riciclaggio, di associazioni a delinquere, ma già è cominciata la fase 3 anche per il crimine con l'assalto del laboratorio Orafo di Torre di Quartesolo.